dirò, c'è una parola comune, incontro. È stata una giornata di incontri. È un bilancio positivo quello che Papa Francesco traccia della giornata di preghiera, dialogo e appunto incontro ecumenico vissuta in Svizzera in occasione dei 70 anni del World Council of Churches, il Consiglio Mondiale delle Chiese. Diversi i momenti vissuti che il pontefice ripercorre durante il viaggio di ritorno verso il Vaticano. In aereo il Papa risponde anche alle domande sui temi di attualità come quello dell'immigrazione e dei rifugiati. Francesco ribadisce ancora una volta i 4 criteri che devono essere adottati nel gestire l'importante flusso migratorio in atto: accogliere, accompagnare, sistemare, integrare, e sottolinea che ogni paese deve fare la sua parte secondo le proprie possibilità. Un paese deve accogliere tanti rifugiati quanti può e quanti può integrare, educare, integrare, dare lavoro. È una cosa, questo è, direi è il piano tranquillo, sereno dei rifugiati. Il pontefice, elogiando la generosità di paesi come l'Italia e la Grecia, ma anche la Turchia, il Libano e la Spagna, ha messo in guardia sulle crudeltà inenarrabili che arrivano da quelle che lui stesso ha chiamato le carceri dei trafficanti, e insiste sul fatto che i governi debbano mettersi d'accordo, anzitutto per gestire l'emergenza sul breve periodo e quindi pianificare politiche sul medio periodo per risolvere alla radice il fenomeno migratorio. Tanti governi europei stanno pensando un piano di urgenza per investire in quei paesi, investire intelligentemente per dare lavoro e educazione, queste due cose. Francesco infine mette in guardia contro la sempre più profonda crisi dei diritti umani, ha criticato ancora i troppi soldi che si spendono per gli armamenti e ha esortato a risolvere tutti i conflitti, non come Caino, ma con il negoziato, il dialogo, la mediazione. La mediazione, che è una figura giuridica tanto ricca, oggi è in crisi pure, crisi di speranza, crisi di diritti umani, crisi di mediazioni, crisi di pace.